Prima visita in ottica riabilitazione neuroclusale. Cosa cambia rispetto a una prima visita tradizionale? Il mio approccio alla visita è focalizzato su una riabilitazione neuroclusale, quindi se parliamo per esempio dei bambini più piccoli, guardare i denti non è la prima cosa che farò, perché probabilmente la prima cosa che vado ad osservare è se il bambino ha una postura corretta, a fare dei test sulla lingua, capire da che lato il bambino sta respirando, sta masticando, quindi andare a fare prima un test specifico. Perché se il bambino, per esempio, sta masticando di più dal lato destro, il lato destro sarà quello più irrigato dalla saliva, sarà quello più funzionale e le carie si svilupperanno di più dal lato sinistro, quindi ho bisogno di capire determinate caratteristiche, così come anche nell'adulto. È un approccio che va a mettere il focus su quello che è la parte funzionale, perché la parte funzionale può raccontarci tanto di quello che poi troveremo in bocca andando a guardare effettivamente i denti, che è quello per il quale siete venuti a trovarci.